capito? Si commuove solo a guardarlo. La possiamo annoverare come una delle feste più importanti insieme alla festa di San Basilio e alla festa dei nostri santi patroni. Per noi il crocifisso è qualcosa di molto emozionante, ci tocca veramente nel cuore. È la migliore giornata che c'è sta a San Marco. Oggi è il crocifisso da ragione. Da 92 anni, perché ce n'ho 92. Arriviamo dal Piemonte e non lo so, è la prima, da Novara, è la prima volta che lo vediamo. Per me è il mio paese di nascita, quindi ce l'ho sempre nel cuore. Così, L'ultima volta che ha vissuto questa festa del crocifisso? Ah, ero bambino, avrò avuto 7-8 anni. Non sono mai più venuto in questo periodo. Quindi oggi sarà una grande emozione, certo. rivivere questi momenti dopo tantissimi anni. Certo. È il punto fermo nella vita degli Alontini, proprio lui, non altri. Il crocifisso insieme all'addolorata, alla Madonna. Come vedrai, ecco, porteranno il quadro, poi ci sarà Gesù. E la questione importante non è il guardare lui, ma sapere di essere guardati da lui. I babbaluti, chi sono? Sono dei penitenti che ci rappresentano tutti. Sono persone che apparentemente non hanno volto, ma si nascondono, perché alla fin fine noi nel nostro peccato ci nascondiamo per quello che siamo. Il quadro davanti. Sì. Ci parli del quadro. Ma tu vedi il quadro con i 7 dolori della Madonna. E questa è la madre che, donataci dal figlio, diventa madre di tutti. Madre nostra.
perché per noi rappresenta tutto. La festa del crocifisso noi la sentiamo, ma non solo oggi, la sentiamo tutto l'anno. Oggi è il culmine della nostra devozione. Accanto a lei, presenti anche chi viene da un altro stato. Sì, oggi anche siamo veramente onorati di avere con noi il sindaco di Menorois, dove stiamo cercando di creare assieme un'altra comunità importante. È la prima volta che visita San Marco d'Alunzio? C'est la première fois que Si. vous venez à San Marco d'Alunzio? Oui, c'est la première fois. La Nous prima avons, volta che vengono. nous avons beaucoup d'émotions à partager un moment comme ça avec toute la communauté. E ha molta emozione ed è felice di essere qua e partecipare con tutta la comunità a questo evento. Come guarda la Francia, la Sicilia e i borghi caratteristici come questo? Et la France, comme voit la Sicile, est un petit village comme le nôtre. Comment on la voit? Comme... Nous sommes les mêmes villages. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de passion et nous avons des points communs entre le marbre, le vin et l'amour de son prochain. E loro hanno un piccolo villaggio come il nostro, hanno dei punti in comune, il marmo, il vino e la comunità, la passione per la gente come noi. Buona permanenza a San Marco d'Alunzio. Merci. Merci à tous. Oggi è un giorno particolare per San Marco, è una festa molto sentita per tutti gli aluntini, la festa del Santissimo Crocifisso, che ogni anno riesce a radunare anche chi per motivi di lavoro comunque si trova a vivere fuori da questo borgo. È una festa molto sentita perché è una festa di penitenza, di richiesta di grazia e misericordia al Crocifisso. È veramente è da brividi e da pelle d'oca quando si vede questo crocifisso scendere dalla sua cappella per fare la processione. È importante, è una festa sentitissima per tutta la comunità, ma non solo oggi, tutta la settimana è diciamo una settimana molto sentita, ci sono tante emozioni. È molto sentito per gli aluntini. Perché è un giorno di penitenza, perché ognuno diciamo, si rivolge verso il Signore per un dolore, per qualcosa che hanno nella vita. Allora, questo è un momento bellissimo, particolare per noi aluntini, tanta emozione e tanta passione, la religiosità che ci lega al crocifisso è veramente importante, perché per tutti noi che ci crediamo e siamo credenti è veramente un momento particolare, non possiamo fare a meno di essere presenti a questa festa e molti rientrano proprio apposta perché ci crediamo. Cosa significa queste quattro parti? Cosa stanno a significare? Se non i punti cardinali, se non la totalità dell'umanità, e per primi a ricevere le vesti di Gesù sono stati i pagani, i soldati, quelli che hanno i mantelli intrisi di sangue, loro, quelli che esercitano la violenza, quelli che della violenza ne hanno fatto un mestiere e tante volte per mantenere l'ordine, come è normale che sia. Ma il Re qui sulla croce guarda. E c'è un'altra cosa ancora: quando sono arrivati alla tunica hanno visto che quella tunica era senza cuciture,
L'Evangelista ci dice che era stata tessuta, secondo le tradizioni, da cima a fondo, ma la traduzione più precisa è che era stata tessuta dall'alto. Questo noi lo capiamo ancora meglio. Che significa la tunica tessuta dall'alto? Perché il Verbo si è fatto carne e proviene dall'alto. Cosa ci vuole dare il Signore? Cosa ci vuole dire? Vedo che con immenso piacere avete gli abiti nuovi, dentro i quali, carissimi amici e fratelli babbaluti, voi non mostrate il volto perché è un atto di penitenza quello che state facendo. È un sacrificio perché là sotto quell'abito non si sta bene, si suda, si sta male e soprattutto quando un abito è nuovo non sempre calza a pennello, e questo voi zitti e muti lo portate per amore suo, ma non